Quando si andava a pescare, ti andavi a pescare? Ti andavi a pescare, ti quando ti andavi dentro nell'acqua? A me sta la gara qua su Tesera, sono dentro vestito d'inverno. E pure io salve, dentro vestito. E era, e tu le quante sono? E sono che il passaggio dell'autostrada, che ho presente? Le Tesera che va su. E se fondo tanta acqua, era una scarpata così, e mi devo fare una gara e pesca. E ora io mi motorina, mi è sempre il mio, io andavo in macchina. Arriviamo qui, la macchina è un parcheggiato in strada, al ponte lì, su albergo dove era la riunione, e poi sono partiti a piedi di Tarai, siamo a Roma e altro che in fondo al ponte dell'autostrada. Io che freddo di Canea, e a prossima ghiaccio per terra, possiamo fare la gara, peschiamo per 5 trote, una o due altre. Beh, colpo di mano, sbriccia i piedi dentro. L'importante è che... Sono stato a casa, su poi patano. Vestivo, e stivo a uni che si piena di ovviamente tira a casa. Dopo guarda, insomma, dammi la macchina. Poi non vedo più fuori, lo toccava via sotto. E era tutto picca via. Insomma, mi hanno mai mi ha tirato su. E ora sono in su in cima. Ho stato tutta la roba, la canna, la cesta col pesce che aveva qua, perché bisogna pagare il diesel. Invece per 5 di bene. Poi in cima al talaio, mi aveva la chiave della macchina di motorina. E sono partito da in fondo con il gelo che io ero fermato. Sono arrivato in cima al ponte delle torri e 4 giorni. Era la macchina lì, tutto muoio, e poi dentro via. E sono arrivato lì, montai in macchina e mi ho cavato. E poi c'è la quarta, mi ho trovato su. E sono partito in macchina e io si mi fermo. Mani in alto! Che storia! Sono partito in macchina e sono in casa. Ma dica te lì quello che hai guidato che sono arrivato a casa. Fermi tutte, tira fuori tutta la roba, lo vuoi cambiarmi e tornare in e altri 5 da ciappare. Ti ricorderai del mettere Altri 5 che aspetta. E me lo vestio un'altra volta. Attento, sono tornato nel stesso porto. Voi che paghi altri 5 ho fatto il primo della gara. Questo si chiama? È stato buono di pescare e ora era. Sono andato qua a casa che altri era di là e si è messo a ridere perché caso. Gli ho detto ma cosa si deve fare qua un'altra volta? Adesso porto con altre 5 trote sempre perché nessuno gli andai, io ero pure là dentro no. Carito, visto da cascata. E ho fatto il primo di bambina io allora. Ciappa. E 10 trote. E 10 trote anche. Sì, beh, poi trote, ora se andava le medaglie. Sì. Guardava altro che medaglie. La prima gara che ho fatto, che avevo averla ancora, che la medaglia è là. Avevo fatto a Pordenone, avevo fatto il primo assoluto e avevo i 1000 che concorrevano. Urco. E ho ti fare la medaglia, così era ancora. Non mi ricordo, solo che abbiamo venduto. No, quella no. Laghetto? E la volta io. Torrente? No, sul fiume. Sì, un canale. A Codroipo. Fatto la gara. E erano i 1000 che pescava. Sì, va primo. E ho fatto il primo assoluto. Insieme a Su mie. Su 1000 persone. Madonna, bravo. Chissà quante trote. Sono un bel risultato. Solo trote? Tutte trote. Era l'apertura della pesca. A me ricordo, siamo andati a Rivignano. E a Verzea la mattina noi siamo andati a sera a vedere i posti, no? Siamo andati, quando si sta a mezzanotte, può dire, e lì è bracconieri come gli fa. Siamo andati, erano in 4, e siamo andati che 3 sono morti, no, 2 sono morti, 3 sono morti, e in 5 erano. Andavo, mi sono detto, ma 101 trote. A mezzanotte io Coi reti? no, che qua cara
o in comune. Hai una cassetta così alta, piena, e tutti gli altri e siamo là noi a Miami dormivano spesso a San Lorenzo a casarsi e molto ancora abbiamo curato e abbiamo lavorato 5 ore curato prima il canale curato e dopo messo tutti in frigo e dopo andiamo là e suore chi è che veniva a controllare a Dio una volta chi è che aveva il coraggio di presentarsi adesso viene là e diceva ma ora i friulani andavano anche a pescare a trota adesso diciamo la sveglia non mi